con Onda Libera. Vediamo di approfondire alcuni degli argomenti di giornata e nel frattempo diamo anche lo sguardo alla prima pagina dell'ANSA, che si apre con una notizia che riguarda in primo luogo Milano. È esondato il Seveso, città allagata. Il Seveso è esondato stanotte alle 2:50 a Milano, in zona Niguarda, non lontano da dove stiamo trasmettendo, e continua a fuoriuscire. Alcune delle vie della città, in particolare nel quartiere Isola, sono completamente allagate e al buio. Protezione civile regionale, vigili del fuoco e urbani stanno chiudendo al traffico le vie più colpite, sono al lavoro con le pompe idrovore. Operazione difficoltosa sia per mancanza di corrente sia per la grande quantità d'acqua per le abbondanti piogge che stanotte si sono riversate sulla città. Nelle zone più colpite dall'esondazione del fiume Seveso il traffico è molto rallentato, i veicoli a passo d'uomo, lunghe code ai semafori già dalle 7 di stamani. I pedoni più avveduti si sono attrezzati con gli stivali da pioggia, scrive ancora l'agenzia ANSA in prima pagina, ma per molti trovare l'acqua in strada stamani è stata una sorpresa, tanto da uscire in sandali come di consueto in un giorno di luglio all'improvvisa, molto vasta rispetto alle esondazioni del Seveso avvenute già in precedenza l'area colpita. Il punto d'origine rimane la zona Niguarda. L'acqua si è allargata fino a Viale Suzzani, via Cagranda, Viale Sarca, Viale Fulvio Testi, invadendo Viale Zara, piazza Sondrio e appunto il quartiere Isola, dove sono sott'acqua via Jacopo dal Verme, piazza Segrino, via Lario, piazza Lagosta fino a via Pola, dove l'esondazione si ferma. Per quanto riguarda la metropolitana, ATM sul sito informa che la stazione Istria della metropolitana 5 è momentaneamente chiusa, così come alcune uscite sulla linea della metropolitana 1. L'azienda consiglia di prestare attenzione nelle stazioni Lotto, Amendola, Pagano, Conciliazione, Lima, Rovereto, Turro e Gorla. Dal Comune di Milano fanno sapere che ieri non era stato emanato alcun avviso di criticità da parte del centro funzionale monitoraggio. L'esondazione sta mandando in tilt comunque la circolazione, deviato il percorso di autobus, tram e traffico paralizzato, bloccato il traffico anche in ingresso in città su Viale Monteceneri e sul cavalcavia Bacula. Si resta in coda anche su Viale Jenner e via Lancetti sulle circonvallazioni in direzione centro. Sul suo sito ATM informa in tempo reale gli utenti delle modifiche di percorso delle linee in superficie e dell'agibilità delle varie stazioni della metropolitana. Secondo appunto il Comune di Milano, non c'era stato avviso di criticità da parte del centro funzionale monitoraggio rischi della regione Lombardia, che alle 13 di ieri aveva emesso un bollettino meteo segnalando dal tardo pomeriggio un'intensificazione di piogge sparse fino alle 24. Probabili temporali erano previsti per le ore successive, ma senza livello di rischio, dice il Comune di Milano. Si è intervenuti comunque rapidamente aprendo le chiuse a Palazzolo, ma non essendoci stato avviso di criticità, non c'è stato il tempo di aprire i tombini prima dell'esondazione del Seveso. Nonostante non fosse stato emanato avviso di criticità, era comunque attiva la centrale operativa della Protezione Civile Comunale, che alla prima soglia di preallarme all'1:49 di stanotte ha fatto scattare il dispositivo coinvolgendo tutti gli enti AMSA, servizi idrici di metropolitana e polizia locale. La situazione si è evoluta molto rapidamente, alle 2:04 la prima soglia d'allarme, alle 2:26 la seconda, alle 2:41 la soglia d'emergenza. A seguire le operazioni in strada dalle 2:50 di stanotte con l'assessore alla protezione civile Marco Granelli. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA un dato invece che riguarda l'economia. Nel 2013 la spesa media mensile per famiglia è stata pari a 2.359 euro, con una diminuzione del 2,5% rispetto al 2012. Sono dati dell'Istat, l'Istituto Centrale di Statistica, che sottolinea che la spesa delle famiglie è calata anche in termini reali, perché l'inflazione l'anno scorso era all'1,2%. Sono i livelli di spesa più bassi da 10 anni. Il 65% delle famiglie riduce qualità o quantità del cibo. Continuano ad aumentare le famiglie che hanno ridotto qualità o quantità di cibo acquistato fino a raggiungere il 65% delle famiglie nel 2013, dal 62% del 2012. La spesa alimentare, dice ancora l'Istat, resta sostanzialmente stabile, nonostante la diminuzione significativa di quella per la carne, meno 3,2% per gli acquisti di carne da parte delle famiglie italiane. Così l'agenzia ANSA. A proposito però di
affari pubblici, abbiamo citato stamattina una riforma annunciata dal governo Renzi, quella del servizio civile di cui si occupa Libero in prima pagina. Il servizio, oltre al commento del direttore Belpietro che abbiamo letto in rassegna stampa, il servizio è firmato da Tommaso Montesano e dà conto di quest'altra riforma annunciata dal governo Renzi, un esercito di volontari civili che ci costerà 600 milioni all'anno. Senza titolo di studio, 433 euro al mese garantiti. Primo bando a ottobre per 37.000 volontari che triplicheranno da qui al 2016. Arriva insomma l'esercito di Matteo Renzi, scrive Libero. 100.000 giovani tra i 18 e i 28 anni d'età, immigrati compresi, da destinare per 433 euro al mese ciascuno, un po' la versione italiana dei mini job tedeschi, a protezione civile, assistenza, ambiente, patrimonio artistico e culturale e servizio civile anche all'estero. Si tratta della riforma del cosiddetto terzo settore che era stata annunciata dal Presidente del Consiglio a metà maggio. Adesso un mese di discussione, poi parte l'iter, aveva promesso il premier Renzi. Pazienza se la tabella di marcia ha subito un rallentamento. Il bando per reclutare i primi 37.000 ragazzi, tra virgolette, è già stato emanato. A ottobre inizia il reclutamento. Nel Consiglio dei Ministri di giovedì potrebbe essere esaminata la legge delega in forza della quale Palazzo Chigi rivoluzionerà il servizio civile. L'idea è di allargare il più possibile la platea degli arruolabili. Nessun titolo di studio richiesto, basterà rientrare nella fascia di età prevista e a fare domanda per i primi 37.000 posti del nuovo servizio civile potranno essere anche gli immigrati. Una cosa che vogliamo fare è aprirlo agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ha detto Luigi Bobba, ex segretario ACLI, sottosegretario al lavoro. Nello specifico significa aprire le porte del nuovo volontariato civile a 433 euro, volontariato retribuito, diciamo così, oltre che ai cittadini dell'Unione Europea, anche agli immigrati, tra i quali anche i profughi che abbiano richiesto l'asilo politico. L'obiettivo è offrire una possibilità a tutti i giovani, ha detto il sottosegretario Bobba, soprattutto quelli che non studiano e non lavorano. Si arriverà a 100.000 adesioni in 3 anni, secondo gli obiettivi di Palazzo Chigi, raggiungendo così l'esercito italiano, che oggi conta 105.000 unità. I giovani accreditati al servizio civile attualmente sono 15.000, quelli avviati dal 2001 al 2013 sono stati in tutto poco meno di 300.000. I tempi del servizio, ha spiegato ancora il Presidente del Consiglio, dovranno essere in linea con la velocità delle trasformazioni. I ragazzi dovranno essere in grado di fare un'esperienza significativa senza essere bloccati per troppo tempo, vale a dire 8 mesi, eventualmente prorogabili di 4 mesi, per un totale massimo di 1 anno. Facile ipotizzare, scrive Libero, che gli aderenti sfruttino tutto il tempo a disposizione. I volontari, fra molte virgolette, saranno del resto pagati, seppur sotto forma di rimborso spese. 433 euro al mese per 30 ore di lavoro settimanali. Ognuno di loro costerà alle casse dello Stato circa 6.000 euro all'anno. Con 100.000 arruolati a regime, l'esborso sarà di 600 milioni di euro all'anno. Bisognerà aggiungere la fiscalità di vantaggio per le società che operano nel settore. Le mosse del governo insospettiscono Forza Italia, che con Gasparri dice nessun pregiudizio, ma non vorrei che dietro questa connotazione terzomondista si nascondesse l'ennesima sanatoria per i richiedenti asilo e con tanto di assegnino da 433 euro. Staremo a vedere. Intanto, a proposito di conti pubblici, stamattina Franco Bechis dava conto di questo sistema per controllare in tempo reale l'utilizzo di ogni centesimo di spesa pubblica. Il sistema si chiama Cruscotto ed è gestito dalla SOGEI, la società informatica dello Stato. Come il cruscotto dell'automobile, serve a tenere sotto controllo tutti gli indicatori, in questo caso della spesa pubblica, racconta oggi sempre su Libero Franco Bechis. Il compito non dovrebbe essere più così difficile. Perché? Perché da qualche settimana è diventata obbligatoria la fatturazione elettronica per tutti i rapporti delle imprese con la pubblica amministrazione e anche fra impresa e impresa. Una condizione ottimale questa per tenere sotto controllo la spesa pubblica, ma anche per controllare in tempo reale la qualità di questa spesa. Se ogni fattura finisce nel cruscotto della SOGEI,
Diventa immediato controllare, per esempio, i costi standard di ogni categoria di spesa pubblica. Basta puntare il cruscotto su 2 diverse regioni per capire, per esempio, quanto pagano per lo stesso acquisto, dalle famose siringhe per gli ospedali alla fornitura di mobili per gli assessorati, al gasolio per il riscaldamento e così via. Il cruscotto della Sogei è pronto, racconta ancora Franco Bechis oggi su Libero, cioè la possibilità di controllare esattamente ogni centesimo di spesa pubblica e di fare anche le famose comparazioni fra regioni per avere i costi standard. La fatturazione elettronica è in grado di fare arrivare dati di spesa in tempo reale anche per il più piccolo degli enti pubblici. Tutto questo al momento però è solo un fantasma. È possibile farlo, ma non lo si fa, non esiste. Il governo Renzi, come sempre straordinario nel recitare giaculatorie e slogan di trasparenza, non ha infatti ancora dato l'ok all'utilizzo di questi cruscotti per monitorare la spesa pubblica al centesimo. Analoghe barricate arrivano dagli organi rappresentativi degli enti, cioè comuni, città metropolitane, nuove province, regioni ed enti pubblici economici. La battaglia la sta tentando in solitaria il presidente della commissione bicamerale di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il deputato Giacomo Portas, deputato del Partito Democratico, ma atipico, scrive Franco Bechis. È stato eletto alla Camera per la seconda volta come indipendente, leader del movimento I Moderati, che in Piemonte, Liguria e parte dell'Emilia-Romagna sono alleati del Partito Democratico, ottenendo spesso a livello locale numeri a doppia cifra. Il cruscotto della Sogei, spiega il deputato Portas, è l'uovo di Colombo. Basterebbe metterlo sul sito internet di ogni amministrazione pubblica, dai ministeri centrali fino ai comuni. I cittadini potrebbero controllare direttamente se la propria amministrazione di riferimento spende bene o male i suoi soldi, grazie alla possibilità di confrontare lo stesso acquisto fatto dal comune con quello fatto da un altro comune, attraverso il cruscotto di un'altra amministrazione pubblica. Così si potrebbe scoprire, e lo potrebbe fare ciascun cittadino, se è vero o no che una siringa costa il doppio in alcune regioni rispetto ad altre. Che sia l'uovo di Colombo è vero, scrive Franco Bechis. Il problema è che proprio chi spingeva tanto per la trasparenza, da Renzi in giù, non ha intenzione di mettere l'uovo in padella, cioè a disposizione del cittadino. Le resistenze sono fortissime e prima ancora di sperimentare quei confronti sono in 1000 a mettere avanti le mani e a fornire giustificazioni alla propria spesa, sostenendo l'impossibilità di confrontarla con quella di un altro ente analogo. Il Ministero dell'Economia non è d'accordo, ma non tutti al suo interno la pensano allo stesso modo. L'ha fatto capire il vice ministro Luigi Casero davanti alla commissione bicamerale di vigilanza sull'anagrafe tributaria, dove il vice ministro ha spiegato che la fatturazione elettronica era uno strumento necessario innanzitutto per censire quello che oggi lo Stato non sa, ovvero il debito che ha nei confronti delle imprese per forniture alla pubblica amministrazione. L'obiettivo, ha detto il vice ministro Casero, era partire con l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione, in maniera tale da far sì che lo Stato fosse a conoscenza esattamente di quello che era il debito nei confronti della pubblica amministrazione e di chi. Questo percorso è appena partito, anche se ci sono una serie di problematiche che devono essere risolte, ha detto il vice ministro Casero. In sostanza, lo Stato nasconde quanto spende, scrive Libero, perché grazie a questo sistema e alle fatture elettroniche potremo sapere in tempo reale l'utilizzo di ogni singolo centesimo di spesa pubblica. Potremo compararla, spesa pubblica di un ente con l'altro, e smascherare sprechi e inefficienze. Ma inspiegabilmente il governo si ostina a ritardare il via libera allo strumento. A proposito di governo e imprese, senz'altro qualcuno si sarà chiesto come mai Pier Silvio Berlusconi si è profuso in plurime occasioni negli ultimi tempi in elogi del governo Renzi. Una interpretazione la propongono sul Fatto Quotidiano Giorgio Meletti e Carlo Tecce. L'interpretazione ha a che fare con Mediaset naturalmente, cioè con Berlusconi, per quanto Pier Silvio, con Telefonica e con i destini incrociati con Telecom Italia. Pier Silvio Berlusconi annuncia che lascerà il controllo del Biscione e intanto firma l'alleanza strategica con gli spagnoli di Telefonica, che sono i primi azionisti
di Telecom Italia e della rete fissa italiana. Dietro la dichiarazione d'amore di Pier Silvio Berlusconi a Matteo Renzi, ufficializzata con una lunga intervista al Corriere della Sera, non c'è soltanto la grande agitazione sul destino dell'azienda di famiglia, Mediaset, ma anche una discussione più ampia che coinvolge il futuro di Telecom Italia, secondo Giorgio Meletti e Carlo Tecce, oggi sul Fatto Quotidiano. 2 mesi fa Renzi era per Berlusconi padre il tassatore cortese e per sua figlia Marina, presidente della Mondadori, il nuovo che arretra, disse Marina Berlusconi. Adesso invece, nelle parole dell'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, Renzi ha ottime capacità di comunicazione, non è solo apparenza, ma sostanza, ed è quindi normale, ha detto Berlusconi Junior, che un imprenditore e manager come me faccia il tifo per Renzi. Mentre Pier Silvio fa il tifo, scrivono Meletti e Tecce, suo padre, Silvio, il 3 luglio scorso è stato a colloquio intimo con il Premier per ben 2 ore. Secondo il vice segretario del PD Guerini, non si è entrati nel merito delle riforme istituzionali, ma se non hanno sviscerato il diritto e il rovescio del Senato elettivo o no, magari hanno scambiato qualche idea sul futuro di Telecom Italia, che non è materia più delicata della Costituzione italiana. Nella stessa intervista al Corriere, Pier Silvio Berlusconi annuncia l'alleanza strategica con Telefonica, l'operatore telefonico spagnolo, che oltre a dominare il mercato delle telecomunicazioni in Spagna e America Latina, è anche in Italia il primo azionista di Telecom Italia col 15%. Con il presidente di Telefonica, César Allierta, Berlusconi ha stretto un'alleanza strategica in varie mosse. La prima, Mediaset vende a Telefonica il 22% della piattaforma televisiva Pay TV spagnola Digital Plus, per una cifra intorno ai 400 milioni. Il presidente di Telefonica Allierta conferma la strategia di ingresso nel mercato televisivo sulla scia di tutti i maggiori concorrenti, a eccezione di Telecom Italia. La seconda mossa è l'ingresso di Telefonica in Mediaset Premium, la piattaforma pay TV del Biscione di Mediaset, con l'11% per 100 milioni. Mediaset si è appena impegnata a investire 700 milioni in 3 anni per i diritti televisivi della Champions League, 373 milioni all'anno per i diritti della Serie A di calcio. Fanno 600 milioni all'anno per un'azienda che in 10 anni ha perso 400 milioni e nel 2013 ha fatturato 552 milioni. E qui viene il punto, secondo Giorgio Meletti e Carlo Tecce. La più volte annunciata intenzione di costituire un gruppo integrato a livello internazionale viene apparentemente smentita dalla decisione di uscire da Digital Plus, della quale Mediaset rimane fornitore. Ma l'alleanza con Telefonica viene venduta da Pier Silvio in chiave di proiezione internazionale. Infine, la domanda delle domande, dobbiamo aspettarci una Mediaset meno legata alla famiglia Berlusconi in futuro, è seguita da una risposta che spalanca ipotesi. Abbiamo a che fare con concorrenti globali, ha detto Pier Silvio Berlusconi, molto aggressivi e spietati, ricchi di mezzi. Non ci si può non porre il problema di come essere competitivi oggi e in futuro, e se un'azienda italiana senza forti alleanze internazionali può farcela da sola. A questo punto facciamo un passo indietro a venerdì, scrivono Meletti e Tecce. L'agenzia Bloomberg diffonde un'indiscrezione secondo cui il governo intenderebbe estendere i poteri di veto del cosiddetto Golden Power anche alle reti strategiche fuori dai confini nazionali. Il riferimento chiaro è a TIM Brasil, un pezzo chiave del fatturato e degli utili di Telecom Italia, che il presidente di Telefonica Allierta vorrebbe vendere per sfuggire alle sanzioni antitrust in Brasile, perché in Brasile Telefonica controlla Vivo, che è il leader del mercato dei cellulari. Il titolo Telecom crolla in borsa, a dimostrazione che la vendita della controllata brasiliana è l'unica speranza di portare a casa i capitali necessari a rifare la rete telefonica italiana, che è oggi tra le peggiori d'Europa. Tutti stanno investendo sulla banda larga. Lo stesso Allierta, che pure è carico di debiti non meno di Telecom Italia, racconta di aver messo alla frusta tutte le società fornitrici per avere entro 3 anni in tutta la Spagna la connessione a 100 megabit di banda che serve per far transitare il segnale televisivo ad alta definizione.
In Italia Telecom è impantanata da anni nella trattativa infinita con Cassa Depositi e Prestiti che, nella migliore improbabile delle ipotesi, non è in grado di portare più di 1 o 2 miliardi di euro, non sufficienti per l'investimento. Nel settembre dell'anno scorso Telefonica aveva fatto l'accordo con Mediobanca, Intesa San Paolo e Generali per acquisire il pacchetto di controllo di Telecom Italia, cioè il 22,4% in mano alla scatola societaria Telco. L'operazione si è arenata in Brasile per l'inaspettata reazione dell'antitrust brasiliano. Adesso però eventuali larghe intese telefoniche aprirebbero la strada a sbloccare tutto con questa sequenza: il via libera alla vendita di Team Brasil a prezzo non vile, possibilità per Telefonica di riprendere in mano il gioco rilevando le azioni di Mediobanca, Intesa e Generali che non vedono l'ora di liberarsi delle azioni Telecom, e fusione con Mediaset per dotare anche Telecom Italia di un braccio televisivo come tutti i grandi competitor europei. Oggi Telecom Italia vale in borsa 17 miliardi. La famiglia Berlusconi possiede il 41% di Mediaset, 4 miliardi e mezzo. In caso di fusione, gli eredi Berlusconi avrebbero in mano il 10% di Telecom Italia, una quota abbastanza bassa da risultare a prova di conflitto di interessi. Si realizzerebbe il progetto al quale il capostipite lavora da anni: mettere in sicurezza Mediaset e lasciare ai figli una buona rendita, ma non aziende che non sembrano in grado di gestire con la stessa perizia del padre e del suo sodale fedele confalonieri. Così la vedono insomma Giorgio Meletti e Carlo Tecce. Da Agnelli, Telecom, il primo nucleo duro, vi ricorderete, a Berlusconi finirebbe Telecom Italia. La Dentiera T2. Torniamo alle questioni di economia, stavolta in chiave europea, con un articolino che abbiamo solo citato stamani in parte di Sandro Iacometti su Libero, che parte peraltro da un'affermazione interessante da parte di quello che sarà il prossimo presidente della Commissione europea. L'affermazione di Jean-Claude Juncker, aprile 2011, una conferenza a Bruxelles. Era all'epoca Juncker presidente dell'Eurogruppo e dichiarò pubblicamente che la politica monetaria è una cosa seria, dovremmo discuterla in segreto. Sono pronto a essere insultato, l'ha detto lui, per essere insufficientemente democratico, ma voglio essere serio. Io sono per dibattiti segreti, cioè all'oscuro, ha detto Juncker,
che con queste credenziali diverrà sicuramente il presidente, non più il candidato, della Commissione europea. Con i segreti Juncker ci ha costruito la carriera, scrive oggi Sandro Iacometti su Libero, a partire dal segreto bancario che Juncker, ex primo ministro del Lussemburgo, ha difeso strenuamente fino alla fine del suo mandato e ne aveva ben donde di difendere il segreto bancario, perché i numeri del Lussemburgo sono da capogiro. In un territorio più piccolo della provincia di Milano ci sono circa 500.000 abitanti e 141 banche. La Lombardia con 9 milioni di abitanti ne ha 167, ma le banche lussemburghesi sono di 26 stati diversi. In Lussemburgo operano 3.840 fondi di investimento venduti in 70 altri paesi e l'intero sistema bancario e finanziario vale 20 volte il prodotto interno lordo, con attivi gestiti di 2.500 miliardi, 55 volte il prodotto interno lordo del Lussemburgo. Non manca il benessere, con un prodotto interno lordo pro capite di $78.000 per ciascun abitante del Lussemburgo, una cifra che si avvicina ai $100.000 pro capite di cui godono gli abitanti del Qatar. Ma a che prezzo? Secondo molti studiosi, scrive Sandro Iacometti su Libero, oltre ad essere un paradiso fiscale, il Lussemburgo sarebbe anche la patria del riciclaggio internazionale, punto di snodo di denari provenienti da ogni capo del mondo, da quelli dei dittatori russi a quelli coreani, dei dittatori coreani a quelli degli oligarchi russi, per essere precisi. Anche 2/3 degli 800 miliardi depositati in Svizzera sarebbero transitati per il Granducato di cui è stato primo ministro Jean-Claude Juncker. In questo scenario nulla di più normale che Juncker ami l'oscurità, scrive Sandro Iacometti su Libero. Ma rimanendo al quadro europeo, va anche citato l'articolo su Italia Oggi di Tino Oldani. Mentre Renzi se la prende col potere dei super burocrati europei, la Merkel fa il pieno di poltrone top e si assicura il controllo dell'Unione Europea. Il premier Renzi ha detto bene: l'Europa non può essere la patria delle burocrazie e delle banche. Giusto, ho pensato come tanti. Finalmente uno slogan da condividere, scrive Oldani. Ma poi ho messo insieme le ultime notizie sul dietro le quinte burocratico di Bruxelles e mi è venuto di pensare a Don Chisciotte, che da cavaliere visionario scambiava i mulini a vento per giganti dalle braccia rotanti, le greggi di pecore per eserciti nemici, i burattini per demoni, e con tutti questi avversari immaginari ingaggiava battaglie epiche, risultando peraltro sempre sonoramente sconfitto. A differenza di Renzi, in Europa c'è chi invece di far battaglie visionarie contro i mulini a vento si serve proprio dei super burocrati per difendere meglio l'interesse nazionale. Il campione in questa arte è la Germania di Angela Merkel. La cancelliera tedesca, zitta zitta, ha già occupato e sta già occupando tutte le poltrone chiave della burocrazia europea, prima ancora che si insedi la nuova commissione dell'amante dell'oscurità e del segreto di cui sopra Juncker. Fatti concreti quelli realizzati da Angela Merkel e non slogan roboanti. Anche se il nuovo presidente della Commissione europea non si è ancora insediato, la Germania si è già assicurata la poltrona del capo di gabinetto del presidente della Commissione, cioè il burocrate numero 1 in Europa, il più potente. Su questa poltrona finora ha seduto, guarda caso, un tedesco, Johannes Leitenberg, che per anni è stato il braccio destro del presidente della Commissione Barroso. Di norma, il capo di gabinetto del presidente della Commissione conosce i fascicoli naturalmente del suo capo, ma anche quelli degli altri commissari tutti, e grazie alla sua posizione è in grado di influenzare le decisioni sia della presidenza della Commissione che di tutta la Commissione. Dunque un posto chiave di assoluto potere, al quale la Germania non intende rinunciare. Per questo al tedesco Leitenberg succederà un altro tedesco, Martin Selmayr, che finora è stato capo di gabinetto di Vivian Reding, commissario europeo alla giustizia. Il classico tutto cambi perché nulla cambi. Dunque la Germania si è già assicurata la poltrona del capo di gabinetto di Juncker, quello che praticamente lo deve tenere vigile dopo un po' di bottiglie di brandy, diciamo così. La Germania non si è limitata a vincere questa partita,
ma ha addirittura raddoppiato l'incasso, perché l'ex capo di gabinetto di Barroso alla presidenza della Commissione europea, Leitenberg, noto per essere sempre stato vicino alla CDU, al partito di Angela Merkel, non solo non è stato mandato in pensione, ma per lui è stata creata una nuova poltrona europea, la poltrona di guardiano dei bilanci nazionali presso il servizio giuridico della Presidenza dell'Unione Europea. Attenzione, costui dovrà guardare sui bilanci degli Stati membri dell'Unione Europea. Insomma, se l'Italia sforerà il mitico 3%, sarà il super burocrate tedesco Leitenberg a doverlo notare per primo e ad agire poi di concerto con il finlandese Jyrki Katainen, che è subentrato a Olli Rehn sulla poltrona di commissario per gli affari economici. Anche lui un mastino dell'austerità come il predecessore, in perfetta sintonia con la Germania. Sempre tra i ranghi dell'alta burocrazia c'è anche da annotare il nome di Uwe Corsepius, ex consigliere diplomatico della cancelliera Merkel. Costui ricopre l'incarico di segretario generale del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. Cosa significa? Significa che grazie a due suoi uomini, Selmayr e Corsepius, Angela Merkel ha il pieno controllo sia della Commissione dell'Unione Europea, cioè il governo europeo, sia del Consiglio dei capi di Stato e di governo, che è il vertice politico dell'Unione Europea. Ma non è tutto. Incrociando abilmente gli incarichi politici con quelli burocratici, la Germania si è impadronita di alcune postazioni politiche di rilievo in Europa. Il presidente del Parlamento europeo, come tutti sanno, è Martin Schulz, esponente del Partito Socialdemocratico che a Berlino governa con Angela Merkel. Il segretario del Parlamento, dell'Assemblea, Klaus Welle, esponente della CDU, partito della Merkel, è stato riconfermato. Anche il commissario europeo all'energia Günther Oettinger è dato per certo fra i confermati nella nuova commissione. Con lui, un settore strategico per l'industria tedesca rimane sotto il controllo di un esponente dello stesso partito della cancelliera tedesca. Sempre all'interno del Parlamento europeo sono tedeschi i capigruppo di tre partiti, Popolari, Verdi e Linke, sinistra radicale. Completano il panorama il liberale tedesco Werner Hoyer, che guida la Banca Europea degli Investimenti, strategico per sostenere l'industria manifatturiera europea, e l'economista Klaus Regling, che è alla guida dell'ESM, che in sigla non è nient'altro che il Fondo Salva Stati della zona euro. Prima di questo incarico Regling era stato dirigente del Fondo Monetario a Washington e a Giacarta, nonché ministro delle finanze a Berlino negli anni in cui si metteva a punto l'Unione Monetaria Europea. In questo panorama di conquiste tedesche ai vertici delle istituzioni europee, l'Italia come è combinata? A difendere l'onore dei colori nazionali in Europa c'è Mario Draghi, naturalmente presidente della Banca Centrale Europea. Ma qui sconfiniamo dal territorio dei burocrati in quello dei banchieri, che merita un approfondimento a parte. Di certo Renzi non poteva riferirsi a Draghi quando ha criticato i banchieri che assaltano l'Europa insieme alla tecnocrazia, ma considerato il risico che Angela Merkel ha messo a segno tra gli alti burocrati, un po' di autocritica da parte del premier italiano non guasterebbe. I governi Monti e Letta, tra molti difetti, avevano un ministro per gli affari europei, Enzo Moavero, in precedenza direttore generale a Bruxelles del Bureau of European Policy Advisors, un super burocrate stimato in Europa. Renzi lo ha licenziato sostituendolo con un sottosegretariato affidato all'ex prodiano, o tuttora prodiano, Gozzi, Sandro Gozzi, ex funzionario a Bruxelles fino al 2005, quando poi rientrò in Italia Gozzi per fare il consigliere diplomatico prima di Nichi Vendola e poi successivamente il consigliere diplomatico del governo Prodi a Roma. Qualcuno ha sentito parlare di questo Gozzi in Europa?
la sonata numero 8 in do minore, conosciuta come Patetica, il primo movimento, Christian Zimmermann al pianoforte. Ci ascoltiamo la parte finale del primo movimento dopo. Intanto l'industria tedesca va giù, dato del meno 1,8% per la produzione industriale tedesca, e Angela Merkel va a cercare i soldi in Cina. Questa è l'interpretazione che Libero, ma non solo, danno dell'ennesimo viaggio di Angela Merkel in Cina. Essendo la Germania potenza esportatrice e manifatturiera, il mercato cinese è più che mai opportuno coltivarlo. Con la produzione in calo, la cancelliera si scorda l'europeismo spinto, come se mai ne avesse avuto in eccesso la Germania, e vola a Pechino col cappello in mano. Volkswagen apre 2 nuovi impianti nel celeste impero. Missione compiuta. Scrive Libero, Volkswagen aprirà 2 impianti per la produzione di auto in Cina in joint venture con la FAW, FAW, che è il primo produttore cinese di autoveicoli. Un affare da 2 miliardi di euro che apre la lista degli accordi commerciali messi a segno da Angela Merkel nelle ore in cui a Pechino incontrava il Premier e il Capo di Stato, rispettivamente Li Keqiang e Xi Jinping. Alla 7ª visita da quando è diventata cancelliera 9 anni fa, Angela Merkel era accompagnata dal gotha dell'economia tedesca, Siemens, Volkswagen, Airbus, Lufthansa e Deutsche Bank. Le nostre aziende, ha detto Merkel, vogliono accedere al mercato cinese su una base ancora grande. Al premier cinese Angela Merkel ha chiesto una maggior trasparenza nelle regole di business. Sul fronte innovazione e edilizia, che è il settore più in affanno in Germania, dai compagni del Partito Comunista Cinese, la leader tedesca ha ottenuto luce verde, l'ok, allo sviluppo dell'ecoparco di Qingdao, polo tecnologico per lo sviluppo dell'ingegneria civile a basso impatto ambientale. Molto bene anche per il settore difesa, con la vendita di 123 elicotteri prodotti dal consorzio europeo Airbus, nel quale la Germania ha un grande peso. Ma non è per la gloria europea che Merkel vola in Cina, anzi, lo stato di crisi dell'Unione Europea spinge sempre di più i tedeschi a guardare al di fuori dell'Europa. E qui entra in campo una variabile fondamentale, cioè l'esportazione. Le esportazioni tedesche languono in Europa, e l'Italia ne sa qualcosa perché i dati della bilancia commerciale per l'Italia sono indicativi. Nel 2013 l'attivo commerciale italiano, cioè si è esportato più di quello che si è importato, è un attivo falsato. Non è proprio così che si è esportato più di quello che si è importato. Sì, si è esportato più di quello che si è importato, ma le esportazioni non sono cresciute, sono rimaste stabili. Si è importato molto meno. Perché? Perché scarseggia il reddito, il quattrino, perché gli italiani possono spendere sempre meno, quindi meno importazioni, soprattutto dalla Germania. E la Germania dunque, evidentemente, per trovare sbocchi, va opportunamente dal suo punto di vista anche in Cina. Per quanto riguarda sempre poi i temi economici, c'è un titolo che potrebbe dir niente a pagina 4 di Milano Finanza. Non più risk free i titoli di Stato. Cosa significa? Che i titoli di Stato non saranno più considerati esenti dal rischio. Finora chi acquista in titoli di Stato dice c'è dietro lo Stato, è sicuro il titolo di Stato. Ebbene, per le banche che hanno in pancia titoli di Stato non varrà più questa regola, che esiste, si può proprio dire, da che Stato è Stato, da che mondo è mondo sostanzialmente. Il Comitato di Basilea, che regola gli affari bancari europei, considera nuove regole che potrebbero chiedere ulteriori sforzi di capitalizzazione alle banche. Perché? Perché tra i cambiamenti ci potrebbe essere, racconta Milano Finanza, anche l'eliminazione dello status della caratteristica di risk free associata ai titoli di Stato. Cosa vuol dire? Che i titoli di Stato non saranno più considerati esenti dal rischio. Come dire, lo Stato può fallire. Lo Stato è analogo a qualsiasi altra istituzione finanziaria del cosiddetto mercato. Quindi, se le banche hanno in pancia titoli di Stato, sappiano che li considereremo, perché non è poi questione di sostanza, è questione di come vengono considerati, come titoli del mercato, cioè soggetti a fallimento, soggetti a crisi, soggetti a default. Questo significa che lo Stato perde la sua caratteristica essenziale, quella appunto di essere un ente per definizione solido, sicuro,
a parte eventi catastrofici ed eccezionali, e diventa invece un semplice attore del mercato. I titoli di Stato non sono più esenti da rischio, una ultrafinanziarizzazione che coinvolge appunto anche i titoli di Stato. Tutto questo è propedeutico poi all'emergere delle bolle, delle speculazioni, degli affari tipo la Bulgaria, insomma, diventa ancora più facile decidere di piegare le sorti di comunità civili e politiche alle esigenze del cosiddetto mercato, cioè della finanza. Per chiudere il capitolo Renzi, Germania, Europa, è da segnalare poi la lettura dell'articolo da Berlino di Roberto Giardina su Renzi, che è sotto esame in Germania. Gli esami non finiscono mai quando non si ha una dignità politica e una sostanza politica alle spalle. Prima di riformare l'Unione Europea, Renzi deve mettere le cose a posto in Italia, dicono in Germania. Il premier italiano, consiglia Roberto Giardina da Berlino, deve stare molto attento perché i tedeschi lo stanno prendendo in parola. C'è un pericolo per Renzi, che in Germania prendano sul serio quel che dice. Occuparsi troppo di quel che scrivono settimanali e quotidiani tedeschi su di noi potrebbe essere provinciale. Non è che i corrispondenti da Roma e i commentatori che ci giudicano da Berlino o da Monaco debbano aver ragione, ma ovviamente influenzano l'opinione pubblica e purtroppo per noi i tedeschi hanno il vizio di leggere molto di più di quanto non leggano gli italiani. Angela Merkel, come ogni politico, deve tener conto di quel che pensano i suoi elettori. Il problema, scrive Giardina, è che gli italiani sono abituati a non credere a quel che promettono i loro rappresentanti. Si fa sempre una tara abbondante alle promesse dei politici. In Germania il margine concesso ai politici è molto molto minore. Se non si mantiene la si perde la fiducia e a volte per sempre. Non vale la scusa all'italiana sono stato frainteso, hanno capito male le mie parole. L'unico che ci cade spesso è il leader socialdemocratico e vice cancelliere Sigmar Gabriel. Wolfgang Schäuble, il ministro delle finanze, lo prende in giro. Per favore cercate di capire meglio cosa dice Sigmar, è la battuta di Schäuble a Gabriel, che è uno avvezzo a comportarsi un po' all'italiana, cioè sono stato frainteso. Se si fa la fama di essere un parolaio come alcuni suoi predecessori, per Renzi si metterà molto male a Berlino. Italien im Renzi Rausch intitola un ampio articolo la rivista Focus, cioè tradotto liberamente gli italiani stregati da Matteo. E primo avvertimento, subito c'è un articolo su Machiavelli, compaesano del Premier, che non gode di buona fama in Prussia, anche se non ha mai scritto quel che gli viene attribuito. Machiavellismo contro merkelismo è la sintesi del pezzo scritto a più mani. Renzi si presenta come un Musterschüler dell'autore del Principe, cioè un allievo modello di Machiavelli, si aggiunge nell'articolo. Ha trionfato in Italia e ora si vuole profilare come avversario della cancelliera in Europa. È vero che Renzi ha poi corretto il tiro, ha professato grande intesa e grande amicizia con Angela Merkel, ma Focus preferisce sorvolare, esce in Baviera, dove si diffida sia della prussiana Angela che del Renzi in maniche di camicia, come lo rappresenta non a caso la rivista, che lancia un referendum tra i lettori via internet. Vi fidate che quest'uomo, Renzi, riesca a tirar fuori l'Italia dalla crisi? È la domanda chiave. Su Matteo Renzi, Der Spiegel arriva con un articolo online intitolato Superman con problemi a casa sua, fin dal titolo. È già detto tutto. Prima di riformare l'Europa, pensi a mettere le cose a posto a Roma. Il nostro premier e i suoi fans prediligono il paragone con Tony Blair, che dalle parti tedesche è giudicato molto severamente. Molti dei suoi meriti sono in realtà della Thatcher e ha condotto la Gran Bretagna nella guerra in Iraq mentendo all'opinione pubblica. Vorbild Schröder è invece il titolo della Süddeutsche Zeitung di ieri. Il paragone va fatto con Gerhard Schröder. Anche Gerhard Schröder, per affrontare la sfida alla cancelleria e sconfiggere Helmut Kohl nel 98, dovette battersi per un decennio contro le strutture del suo partito, i vecchi patriarchi socialdemocratici. Da qui la Süddeutsche Zeitung che pone un paragone fra Renzi e Schröder.
Il primo ministro italiano fa sul serio con le sue riforme, scrive Jörg Bremer. Schröder riuscì a riformare la Germania alle prese con l'improba impresa di ricostruire la scomparsa DDR, la Germania dell'Est, e avviò al tempo stesso la ripresa. Nel 2003 Berlino, come ricorda spesso Renzi, sforò i parametri di Maastricht, andò oltre il 3% nel rapporto deficit-PIL. La differenza però rispetto alle ipotesi negative è che non sprecò quei soldi. Schröder presentò la sua Agenda 2010, che si dava 7 anni di tempo per realizzare quanto annunciato. Erano i 100 giorni proclamati da Renzi ieri, nei 1000 giorni di cui ha parlato poi. Nessuno si attende che i fatti siano immediati, ma basterebbe vedere i primi passi concreti. Finora, secondo gli osservatori tedeschi, Renzi di passi concreti non ne ha fatti. In sintesi, conclude da Berlino Roberto Giardina per Italia Oggi, Renzi chiede di fare debiti autorizzati dall'Unione Europea per fare le riforme. La Germania pretende le prime riforme per dare carta bianca o almeno un inizio di riforma, senza dimenticare che ci sono riforme che non costerebbero nulla, come quella della giustizia. Gli investitori stranieri, non solo tedeschi, si tengono alla larga dall'Italia, anche perché continua a essere impunito il falso in bilancio e biblici i tempi di giustizia. Come puntare sull'Italia se si rischia di essere truffati e per avere giustizia bisogna attendere 10 o 20 anni? Annunciare che la prima sentenza in una causa civile deve giungere entro un anno non è una riforma, è uno slogan. Quel che manca nei discorsi di Renzi, sempre secondo i tedeschi, è il wie, cioè il come vuole realizzare quel che promette. E i commenti sono obiettivi. Der Spiegel conclude riportando la frase di Renzi: il nostro problema non è la Germania, è l'Italia, lo ha detto lo stesso Renzi. C'è una parte del paese che rema contro. Schröder realizzò la sua agenda perché l'opposizione cristiano-democratica collaborò, chiese modifiche, impose compromessi, ma non bloccò per partito preso. Oggi la Merkel riconosce che parte dei suoi meriti va attribuita al vecchio avversario Gerhard Schröder.
è distintivo è invece il titolo dell'articolo di Marco Travaglio, che ci riporta all'interventismo del Presidente della Repubblica. Colui che nel 78 fece un fantastico discorso contro la moneta unica, allora si chiamava SME, e poi piano piano ha cambiato idea. Naturalmente più che lecito cambiare opinione, anche se il professor Bagnai nel suo libro Il tramonto dell'euro, citando per intero praticamente il discorso di Napolitano, si domanda come mai avrà cambiato così radicalmente opinione, visto che il suo no alla moneta unica, all'epoca si chiamava appunto Sistema Monetario Europeo, era molto ben argomentato in difesa dell'interesse nazionale, così si diceva una volta, e comunque tenendo conto delle variabili economiche fondamentali. Domanda base: ma entrare in questa moneta unica, che si chiamava SME ma cambia poco, ci conviene, non ci conviene, fa bene all'economia, fa male? Insomma, erano problemi reali che Napolitano si poneva nel 78, annunciando poi il voto contrario allora Partito Comunista Italiano all'entrata nel sistema monetario, cioè nella moneta unica sostanzialmente. Poi ha cambiato a 180 gradi opinione, cioè l'ha completamente ribaltata. E adesso interviene. L'ha fatto ancora, scrive Marco Travaglio. Dopo qualche settimana di astinenza, Napolitano ha monitato di nuovo e siccome gli scappava da un bel po', ha espettorato ben 3 moniti in un giorno solo. Credendosi il re d'Italia, è andato a re di Puglia e da lì a 100 anni dalla Grande Guerra ha tuonato contro le guerre e i nazionalismi brutti e a favore dell'integrazione europea bella, concetti forti, soprattutto nuovi. Poi si è spostato a Monfalcone e sempre in marcia alla scoperta dell'acqua calda ha rimonitato per strada: se non trovano lavoro i giovani, l'Italia è finita. Per Bacco che originalità, commenta Travaglio. Verrebbe da domandargli dove sia stato lui negli ultimi decenni, essendo entrato in Parlamento appena nel 1953, mentre i governi italiani facevano di tutto per desertificare i posti di lavoro, o se il Napolitano che firmò ed esaltò la controriforma Fornero, che manda gli italiani in pensione a 70 anni tagliando fuori i giovani dal mercato del lavoro, fosse un suo omonimo. Del resto c'è un Napolitano che tuona contro le guerre e uno che difende a spada tratta l'acquisto degli F-35 che notoriamente sgacciano mazzi di rose, anche dai cattivoni del Pentagono che osano lasciarli a terra loro per primi per precauzione. Un Napolitano che quando il Parlamento delibera il Presidente tace, lo ha detto lui, e un Napolitano che ieri, terzo monito, si impiccia nei tempi, dunque nei modi, della controriforma del Senato. Ma questa è ormai la politica italiana, scrive Marco Travaglio. Una supercazzola 24 ore su 24, senza alcun rapporto con la realtà, la coerenza, la decenza. Con Berlusconi credevamo di avere raggiunto il record mondiale della balla, ma non avevamo ancora visto all'opera Napo e Renzi. Al confronto il Cainano è un dilettante. 3 anni fa giunse la famigerata lettera della Banca Centrale Europea che commissariava definitivamente l'Italia, imponendoci inutili sacrifici per decine di miliardi, oltre all'anticipo del pareggio di bilancio dal 2014 al 2013. Fu allora che un certo Matteo Renzi, ancora solo sindaco di Firenze, 26 ottobre 2011, poco prima della caduta di Berlusconi, dichiarò all'ANSA: mi ritrovo nella lettera della Banca Centrale Europea e non condivido l'atteggiamento prevalente del Partito Democratico che invoca l'Europa quando conviene e ne prende le distanze se propone riforme scomode. Rabbrividisco a sentire certe posizioni contro la lettera della Banca Centrale Europea lanciate da chi non prenderebbe voti neanche nel suo condominio. Questo diceva Renzi 26 ottobre 2011. Interessante, Renzi che dice: condivido in tutto e per tutto la lettera della Banca Centrale Europea, mi ritrovo nella lettera della BCE. Chissà se è lo stesso Renzi che ora, divenuto segretario del PD e presidente del Consiglio, fa il figo contro l'Europa dei tecnocrati e dei banchieri, contro il rigore in nome della flessibilità e della crescita, scrive Travaglio, e aggiungiamo noi, fa il figo perché gli serve per la politica interna e per la vendita di fumo ai calandrini. Buffalmacco, il premier, fa il figo coi calandrini, cioè noi, che ci prende per gonzi, quali in realtà in buona parte siamo,
perché tanto sa che queste parole valgono solo momentaneamente ad uso spot e slogan per la politica interna. In tema di flessibilità e contro i tecnocrati e i banchieri, in Europa fa nulla. E nulla probabilmente può e vuole fare, visto che è uno che si ritrova nella BCE. C'è il Renzi che fa lo splendido con le 12 linee guida sulla giustizia e bacchetta il Consiglio Superiore della Magistratura. Chi nomina non giudica, chi giudica non nomina, ha detto Renzi. E c'è il Renzi che si tiene come sottosegretario alla giustizia il magistrato Cosimo Ferri che fa propaganda elettorale via SMS per mandare i suoi amichetti nel nuovo CSM. E qui Travaglio non credo si stupisca perché conosce benissimo che si fa così. Non è che il sottosegretario Ferri, magistrato, tra l'altro che ci fa un magistrato al governo, è una questione che peraltro riguarda tutti gli esecutivi degli ultimi decenni, chiuso l'inciso. No, Travaglio non credo si stupisca del fatto che si fa propaganda per le elezioni del CSM anche per correnti della magistratura e che i magistrati al governo, anche se sono sottosegretari o ministri, ricoprono pur sempre la loro funzione di magistrati e hanno tutte le loro belle relazioni. Ve le ricordate quelle intercettazioni sul CSM che avevamo mandato in occasione dei colloqui intercettati nella famosa inchiesta Why Not? Erano interessantissime perché al di là dell'inchiesta medesima davano uno spaccato della magistratura fantastico. Mi ricordo che uno degli interlocutori è il procuratore di Roma Achille Toro, che poi adesso è stato pensionato e scomparso dalla procura di Roma, che però, insomma, parlando con i suoi vari interlocutori, ci restituiva un quadro della magistratura italiana, della lotta per essere nominato appunto al Ministero piuttosto che al CSM altrove, andare a cena con Diliberto e la moglie. Diliberto, leader comunista, era l'allora ministro della giustizia, perché bisogna ingraziarsi questo e quell'altro, poi arriva Mastella e quindi si fa il giro dall'altra parte. Insomma, era un quadro favoloso di una certa parte, mettiamola così, della magistratura italiana. E fare campagna elettorale come ha fatto Ferri mandando gli SMS non credo che stupisca il non inesperto Marco Travaglio, che comunque prosegue su Renzi. C'è il Renzi che trasforma il Senato in dopolavoro per i sindaci e per i consiglieri regionali, perché quello attuale fa perdere tempo, e c'è il Renzi che come i predecessori si scorda i regolamenti attuativi delle sue pochissime riforme che languono nei ministeri, lettera morta. C'è il Renzi che dai 5 Stelle prende lo streaming e le risposte scritte in carta bollata, però Berlusconi e Verdini li vede di nascosto e a carte coperte, infatti il patto del Nazareno rimane segreto di Stato. Viene in mente quel che disse l'ex ministro Fabrizio Barca a un imitatore di Vendola. Il 17 febbraio lo chiamò alla trasmissione La Zanzara. Non c'è un'idea, disse Barca di Renzi, non c'è una idea che sia una. C'è un livello di avventurismo, siamo agli slogan, questo mi rattrista, sto male, sono preoccupatissimo, vedo uno sfarinamento veramente impressionante, disse Barca. Poi rivelò di aver rifiutato l'offerta di fare il ministro che gli giungeva da improbabili intermediari del Premier legati al quotidiano La Repubblica. Sono colpito dall'insistenza, il segno della loro confusione e disperazione. Sono fuori di testa. Sembrava uno scherzo telefonico, conclude Travaglio, era il miglior ritratto del renzismo reale. Tutto chiacchiere e distintivo.
Songs di Rachmaninov, abbiamo ascoltato la 14ª vocalise, al pianoforte Vladimir Ashkenazy, soprano Elisabeth Soderstrom. Però, visto che abbiamo citato la telefonata profetica Vendola, finto Vendola e l'ex ministro Barca, la risentiamo perché qualche mese di distanza può rivelare la sua utilità, diciamo così, il giudizio lungimirante, profetico, dite quello che volete, di Fabrizio Barca, già ministro nel governo Monti, a proposito della nascente avventura politica di Matteo Renzi. Pronto? Dottor Barca? Sì, la sento male, mi dica. Buongiorno dottor Barca, è la segreteria del presidente Vendola, le passo il presidente. Sì, grazie. Sì, Fabrizio. Ehi Nick, scusa un secondo solo che devo saltare su un taxi. Se puoi restare in linea. Sì, come no. Sto a Napoli. Ce la facciamo? Ok, ciao, grazie. Stai bene, buon lavoro, è ottima cosa. Eccolo, oddio qua. Ci proviamo, sì, ce la fa. Pronto? Sì, ti sento, come stai? Ma non bene, perché non è, voglio dire, non amo i soprassalti, eccetera. Io sono sotto una pressione, Nicky, che è crescente, ma come dire, io non ci penso proprio, tanto per essere chiaro, ma proprio. Però come capirai, visto che sono fatto eccetera, insomma, mi costa. Ho parlato con Graziano, pensavo 48 ore fa di averla stoppata con una cosa molto, mi senti? Sì, ti sento Con una cosa a Graziano molto precisa, quindi ho spiegato che, come dire, nel mio ruolo, io sono dirigente dello Stato, insomma, penso che per quello che hanno combinato, per il modo in cui hanno combinato questa cosa, come dire, paradossalmente se fallisce anche questo è un disastro, però non possono pretendere che le persone facciano violenza ai propri metodi, ai propri pensieri, anche alla propria cultura, e quindi che io avrei dato il massimo contributo dal mestiere che faccio. Sono stato proprio chiarissimo, ho detto, sei stato chiarissimo, dico, evitiamo che adesso nasca una cosa alla quale vengo forzato, io non sono uno che face, anzi più forzate. Poi è iniziata la sarabanda del Paron della Repubblica, che continua fino a questa cosa che insomma mi hanno spedito i miei, ma una sarabanda, e lui non si rende conto che io più vedo un imprenditore dietro a un'operazione politica, io più ho conferma di tutte le mie preoccupazioni. Un imprenditore che si fa sentire, che si fa eccetera. Mi segui? Sì, ti seguo benissimo. Essendo, Nicky, una cosa che è priva, non c'è un'idea, c'è un livello di avventurismo, non c'è un'idea, non essendoci un'idea siamo agli slogan, e quindi salvare la patria da un lato e dall'altro fare cambiare la patria, ecco, queste sono le cose. Dopodiché io non ho più cresce, più sono, solo che questo mi rattrista, non sto male, non so come dirti, perché sono preoccupatissimo, perché vedo uno sfarinamento veramente impressionante. Questa è la mia versione, tu probabilmente avrai altri elementi. Io semplicemente ero molto preoccupato, ma adesso mi stai rassicurando, hai rifiutato, insomma. Sono rifiutato secco, ma secco in un modo, ieri ho dovuto scrivere un messaggio, attraverso l'annunziata mi è arrivato un messaggio, dice, ma se ti chiama il Presidente? Ho dovuto mandare un SMS che è scritto così, dico, per la mia persona, per me stesso, per il mio partito dall'ego, per il contributo che posso dare a qualunque governo come mio dovere da direttore generale dello Stato, e per i rapporti con il Presidente a cui molto tengo, ti prego di non farmi arrivare nessuna telefonata. Più chiaro di così. E ho chiesto che mi venisse data, perché non la voglio questa telefonata, perché non c'è telefonata di fronte alla quale io cambio, però tu capisci bene, Nicky, che vorrei evitare di portare questa cosa fino, capito, al no in piazza, non so come dirti. Devo dire in piazza, quindi un no, ma sono colpito dall'insistenza, dal segno della loro confusione, disperazione, e
poi tutto questo ovviamente io dovrei essere quello tuo, ma io non sto neanche tutto questo c'è pure la copertura a sinistra ovviamente, Sava Sandir, ma questo cioè, sono fuori di testa. Sì, è fantapolitica, Fabrizio, è fantapolitica. Ma Matteo ti ha detto qualcosa in particolare? Lui no, tra l'altro tutto questo non capendo neanche le persone, perché mi chiami, è ovvio che io vengo, ci vediamo mezz'ora, ti spiego in 5 minuti, no, senza farti troppi preamboli, e poi ti do anche quel consiglio, perché poi io sono così, come dire, penso che sia, ti ripeto, il mio dovere 2 volte come persona che è politico e come persona che è amministratore dello Stato di darti le idee, giusto? No, tutto questo attraverso terzi, quarti, quinti, un imprenditore. In effetti sono sbigottito, poi questo governo con i diversamente berlusconiani. Certo, cos'è cambiato? Non è cambiato niente, con questo principe del teatrino, come lo chiamo io. Sì, ma poi una con molta sincerità te lo dico, un problema di rapporti fiduciari, cioè io credo che... In che senso? No, che c'è una cosa che si chiama umanità. Cioè io penso che in tutta questa vicenda, oltre alle responsabilità politiche, ci sia anche un elemento disumanizzante, cioè il metodo è contenuto oltre certi livelli, no? Tutto questo è avvenuto con responsabilità e dei modi, con un livello di personalismo, con un passaggio all'io, come è stato notato. E funziona così, purtroppo. Che ha assunto delle misure in questa vicenda che sovraccarica di aspettative, tra l'altro la cosa è seria, al di là appunto della cosa risolta, per cui risolta nel senso che poi per me ci sto male, è risolta, il problema è un altro, ma tra 30 giorni, quando si capisce che non c'è niente, il paese va di testa. Questa è la vera cosa. Sono pienamente d'accordo. Già ragionato. Senti Fabrizio, un'ultima cosa, poi devo scappare pure io. No, ma mi fa piacere perché io non ti avevo neanche chiamato, ma insomma, perché francamente speravo che fosse considerato ovvio, però insomma in questo mondo forse non è più ovvio nulla. Io ti ho pensato spesso, mi è venuto un dubbio, ma l'imprenditore al quale avevi accennato chi è? Perché adesso non vorrei... no, è il padrone della Repubblica. Adesso c'è stato pure il clacson. No, il padrone della Repubblica. Ah, ecco, allora avevo capito bene. Continuamente, con una forza in diretto di SMS, attraverso un suo giornalista e attraverso adesso questa cosa che hanno lanciato mezz'ora fa di chi vorresti il ministro dell'economia, dove io ho la metà dei consensi, capito? Sono tutti mezzi. Incredibile. Leciti, per carità, leciti, mica niente, però insomma. È incredibile, va questo bene. Questo è il modo di scegliere, di forzare, di scegliere, di discutere. E non una volta, attento, e ti senti bene, così è ancora peggio, poi ci salutiamo. Una volta chiedendomi, ma se lo fai cosa fai? E se io ti dico che faccio una patrimoniale da 400 miliardi di euro perché secondo me l'ho fatta, che mi rispondi? Va bene? Capisci la follia? Lo so, sono cose folli. Senti Fabrizio, devo salutarti, mi ha fatto piacere. Ok, a me. Ciao. Risentirti. A presto, ciao. Paolo, ho trovato l'asilo che cercavo. Una bella sede col giardino. Il personale mi dà fiducia. Serena starà benissimo. E costa come gli altri. L'importante è il benessere e la sicurezza della nostra bambina. L'Albero dei Bambini. Asilo nido e scuola dell'infanzia paritaria a Varese. Dal 9 giugno campi estivi anche per gli esterni. L'Albero dei Bambini. Per un'infanzia naturale. 0332 820 800. L'alberodeibambini.it. Anche su Facebook. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it.